Assessore Bini, oggi sul concreto un tavolo operativo che ha visto il sottosegretario Geraci incontrare i massimi vertici delle realtà produttive locali con due temi: l'export e il porto di Trieste nell'interesse della Via della Seta. Oggi abbiamo voluto organizzare questo think tank perché questo rappresenta il nostro metodo di lavoro, io l'ho sempre detto, condivisione delle problematiche e delle idee. Oggi ho voluto riunire appunto qua a Trieste, grazie anche alla presenza del sottosegretario Geraci, le associazioni di categoria, c'erano tutte, e le principali imprese del Friuli Venezia Giulia, perché io dico assieme si possono davvero riscrivere le regole per farci ben competere nel mondo. Sì, abbiamo parlato di due temi importantissimi: il porto di Trieste, un plus fondamentale per per l'intero Friuli Venezia Giulia. C'è l'interesse da parte di molti player internazionali nei confronti del molo del porto, ma anche l'internazionalizzazione delle imprese. Quando parli di internazionalizzazione parli del futuro delle imprese del nostro territorio, caratterizzate al 95% da PMI, ma che possono esportare brand e idee importanti e di qualità. Il Made in Italy, il Made in Friuli Venezia Giulia è un brand assolutamente apprezzato, quindi questi tavoli servono per aiutare le nostre imprese nel concreto a crescere. Assessore, proprio nel concreto ci sarà la visita del presidente Xi Jinping a marzo e c'è una lista da preparare proprio in prospettiva di questo accordo italo-cinese, lista delle esigenze delle imprese, quindi rivolgersi all'assessorato. Assolutamente, l'ascolto. Noi ci faremo promotori di quelle che sono le esigenze degli imprenditori del Friuli Venezia Giulia, da presentare al governo italiano in funzione di questa prossima importantissima vista. È un nuovo modo di lavorare, la condivisione. Sottosegretario Geraci, oggi questo incontro con le realtà produttive del Friuli Venezia Giulia, un grande obiettivo, quello di raccogliere le esigenze del territorio nell'export e il dialogo con la Cina. Assolutamente, dialogo con la Cina, ma anche attenzione con altri paesi. Abbiamo parlato molto anche di Giappone, attenzione anche all'India, e non dimentichiamo i partner, quelli classici, l'Europa. Secondo me questo tipo di riunioni sono fondamentali per il governo, noi capire quali sono le esigenze delle aziende ed aiutare ad esportare. Fondamentalmente ho notato che in passato c'è stata un po' forse una carenza, forse il nostro tessuto industriale, le nostre piccole imprese da sole hanno bisogno di una mano per essere aggregate e riuscire così a penetrare meglio i mercati internazionali, ed è un po' questo quello che noi cerchiamo di fare, ma prima di agire dobbiamo capire quali sono le necessità, e quindi al termine di questa giornata abbiamo invitato tutti i componenti a mandarci, restare in contatto con noi attraverso email. Il nostro ufficio è sempre aperto per ricevere quali sono le problematiche delle singole aziende. Domani incontrerà i vertici delle autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, c'è un grosso interesse della Cina proprio su quel discorso della Via della Seta. Assolutamente, abbiamo visto oggi realtà industriali, abbiamo visto la Fincantieri, piccole aziende, domani vediamo il porto. Il porto di Trieste ha una grande opportunità di poter diventare uno dei terminali più importanti, forse il più importante in Europa, della Via della Seta, in modo che l'Italia riacquisti una centralità nel commercio internazionale, o comunque continui a usare la propria posizione nel Mediterraneo, che è una posizione geografica molto, molto importante, e dobbiamo però essere veloci a decidere, perché gli investitori stranieri hanno bisogno di chiarezza.